Presidente, oggi l'annuncio formale di 600.000 euro, oltre 600.000 euro per l'area del Torre e Vannatisone, un contributo molto importante per il territorio. Un'altra promessa mantenuta, quando questi comuni delle valli del Torre e del Natisone erano rimasti fuori dalle aree interne, quindi dalla programmazione europea, perdendo risorse, noi abbiamo costruito con una norma regionale e quindi con una legge regionale che varrà adesso ma varrà anche per il futuro, una disposizione apposita nella quale allochiamo fondi regionali per coprire le cosiddette ex aree interne. Sono per il 2016 oltre 600.000 euro e questi progetti che sono stati fatti dai comuni si concentrano in particolare sulla popolazione scolastica, istruzione, mobilità, sulla sanità e quindi anche sulla popolazione anziana. Sono progetti molto mirati alle esigenze dei singoli territori, danno risposte immediate e io credo che sia stata forse una delle iniziative più interessanti che abbiamo fatto su questo territorio. Poi ovviamente abbiamo lavorato insieme ai sindaci anche per il resto della programmazione europea. Presidente, il suo messaggio ai sindaci è l'unità, comunque, no? Sì, anche perché come hanno fatto questa volta, per presentare questi progetti hanno dovuto lavorare insieme. Quindi lavorare insieme, mettersi insieme, fare le scelte per un'area più larga e fare progetti ovviamente di lungo respiro che qui possono riguardare la mobilità, il turismo, la valorizzazione, la promozione di questa straordinaria montagna, credo francamente che sarà o dovrà essere il futuro di questi territori.